Scivola in casa la Pro Patria nell'attesa sfida con il Novara. La squadra di Banchieri fa il colpo imponendosi per 3-1, partita dai due volti almeno per quanto riguarda le emozioni. Un primo tempo con pochi sussulti e poi 4 gol nella ripresa per il 3-1 conclusivo. Com'è andata? È andata che dopo 20 secondi la Pro Patria si è fatta subito viva e pericolosa con un palo colpito da Parker dopo una conclusione rimpallata. Il Novara comunque ha dimostrato da subito compattezza ed organizzazione. Il primo tempo è filato via senza vere palle gol, un paio di tentativi per parte. Nella ripresa succede di tutto. Al sesto Lanini trasforma in gol una punizione da posizione defilata, destro affilatissimo, Greco battuto. La Pro Patria ha un momento di difficoltà, il 13° arriva il raddoppio degli azzurri, un rilancio sorprende Lombardoni, indecisione anche di Greco sulla possibile uscita, sta di fatto che Rossetti prende palla e infila il 2-0. Sembrerebbe la partita chiusa, invece la Pro Patria ha carattere, anche perché Javorčić con i cambi cerca di ravvivarla e al 36° arriva il gol della speranza con Boffelli sugli sviluppi di un corner battuto dal neontrato Lenocci e prolungato da Parker. A salti finali della squadra di Busto Arsizio, un palo toccato da Parker in girata dopo uno spunto di Masetti, un altro nuovo entrato, e poi negli ultimissimi minuti prima un clamoroso doppio legno della Novara in contropiede con Lanini e poi con il tocco di Boffelli, l'infortunio di Lombardoni che lascia la Pro Patria in 10 negli ultimissimi minuti e al 50° praticamente sui titoli di coda con Prateria a disposizione il Novara con Malotti firma il definitivo 3-1.